Assessore Coletto, facciamo un po' il punto sulla sanità 2014, ma con uno sguardo in avanti verso il 2015. Quali le prospettive? Le prospettive ad oggi sono buone, nel senso che siamo riusciti con una programmazione fatta anzitempo, quindi nel 2012, a resistere ai tagli che arrivavano da Roma. Il fondo sanitario è stato tagliato più volte, solo quest'anno c'è stato il primo aumento di budget, ma che con la stabilità del 2015 il governo ha deciso di riannullare. Dicevo poc'anzi che con la programmazione e la razionalizzazione di conseguenza siamo riusciti ad erogare tutti quanti i livelli essenziali di assistenza, quindi i servizi dovuti ai cittadini, senza andare a aumentare ticket o quant'altro, ma senza soprattutto mettere quella che è l'antipatica addizionale IRPEF in un momento come l'attuale, dove mettere le mani in tasca ai cittadini è veramente una tragedia, perché chi lavora, ma soprattutto per chi è disoccupato in mobilità, sa bene di cosa si tratta. Si sono fatti molti passi in avanti dal punto di vista della sanità in Regione, ma diciamo che una pagina aperta rimane quella del nuovo ospedale di Padova. Adesso il Presidente sta colloquiando con il Sindaco Bitonci e con tutti quanti i portatori di interesse, evidentemente, quindi l'ambito sanitario e via via via. Io credo che la soluzione sia molto vicina. Padova ha diritto ad avere il suo ospedale ristrutturato piuttosto che nuovo, fatto in un sito condiviso, e di conseguenza io credo che la zona per edificare il nuovo sia già stata sostanzialmente identificata. I passi successivi direi che sono in discesa, quindi a breve avremo la soluzione.